Tribunale rientra, la lettura della seguente ordinanza. Osservato che all'udienza del 12 maggio 2021 il Collegio ha dichiarato inammissibile la lista testi del Pubblico Ministero, circoscrivendo la deposizione dell'operante alle indagini effettuate sul capo 11, nonché alle attività espletate sull'associazione a delinquere in relazione all'accertamento della sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 416 bis 1 CP. Per questi motivi, in accoglimento dell'opposizione, invita il Pubblico Ministero ad attenersi al capitolato di prova come sopra individuato. Perfetto, Presidente, non volevo andare al di là, purtroppo mi era sfuggito questo, che non era un dettaglio, però andiamo al capo 11 a questo punto. Nel frattempo volevo dire al Collegio che le difese, credo tutte, perché ho parlato con un paio di avvocati, hanno prestato il consenso all'acquisizione dell'allegato C021. Chiedo conferma se qualcuno non... Va bene, quindi sull'accordo delle parti viene accordato acquisito l'allegato C021. Allora, il capo 11, Maresciallo, sarebbe quello della violazione della sorveglianza. Sì. Va bene? Sì. Allora... Pubblico Ministero, mi scusi se la interrompo, come premessa, il Mocciangelo è confesso sul punto, quindi possiamo limitarci proprio all'essenziale. Cioè ha confessato di essere stato fuori dal Comune di Roma, però ha detto che non... sì, diciamo, però le dichiarazioni di Mocciangelo ancora non ci sono, non so se le vuole rendere. Vabbè, le dichiarazioni brevemente, oppure ci sarà, non lo so, un verbale, un qualcosa che possa documentare le circostanze di fatto, cioè che l'avete trovato in un certo luogo a una certa ora. Se esiste questo documento lo possiamo acquisire. Sì, c'è una notazione in cui è stato fatto un servizio di osservazione in occasione della visita che Mocciangelo e il figlio Moccia Gennaro effettuavano presso un'abitazione che poteva essere di interesse per un investimento immobiliare. E il fatto accadeva il 22 settembre 2017 e sul posto, dopo che vi erano state numerose intercettazioni sempre sull'utenza di Esposito Mauro che organizzava l'incontro con il proprietario di casa, sul posto si recavano Mocciangelo e Moccia Gennaro con l'autovettura del figlio di Moccia Gennaro 87 parliamo sempre, e questa abitazione era in effetti nel comune, presso il comune di Campagnano Romano. Adesso un attimo che se vi fornisco l'indirizzo preciso. Naturalmente fuori dal comune di Roma. E ecco, l'unica cosa è che non veniva accompagnato da Esposito, che invece rimaneva tra l'altro in quel periodo di tempo presso il ristorante di Varzi Francesco, e lo contattava, si contattava anche col proprietario di casa. La villa era in via Lazio 32 di Campagnano di Roma. L'annotazione che se di interesse l'allegato C091 ritrae in effetti presso quella villa Mocciangelo e Moccia Gennaro che intrattengono una conversazione col proprietario di casa, con Puricelli Giampaolo. Senta, voi come siete arrivati a capire che ci sarebbe stato questo incontro? Principalmente intercettazioni dell'utenza di Esposito Mauro, che come in altri svariati casi di ricerca di immobile per un investimento da parte di Mocciangelo, prendeva appuntamento con intermediari immobiliari o direttamente col proprietario di casa, come in questo caso. In questo caso con chi aveva avuto a che fare Esposito Mauro? Con questo Puricelli Giampaolo, che già era persona a lui nota e che lui sapeva avesse necessità di trovare un acquirente per la sua abitazione in Campagnano di Roma,
e i contatti iniziavano qualche giorno prima e poi si definiva il tutto, diciamo, con l'appuntamento che Esposito prendeva per Mocciangelo e Mocciangelo con il figlio si recava lì sul posto. Senta, gli allegati alla vostra informativa con le intercettazioni relative a questo episodio sono quelli da B288, giusto? Sì, allora B288 fino a, adesso le dico, B302. Va bene, senta, ma poi non si è concluso questo affare? Non si è concluso perché poi no, è continuata la ricerca di altri immobili da parte di Mocciangelo e poi è culminata nell'operazione immobiliare, che anche quella poi non portata completamente a termine, di via Vicinini ai Parioli. Senta, il fatto che si trovasse diciamo fuori Roma è stato in qualche modo esplicitato tra le parti? C'è qualche elemento ricavabile dalle intercettazioni o da altri dati? Beh, che il posto fosse a Campagnano di Roma, Campagnano Romano, era evidente poi dalle intercettazioni, cioè era esplicitato l'indirizzo, adesso non so se... Cioè si diceva proprio l'abitazione di Campagnano? Sì, è l'indirizzo che poi era stato fornito per raggiungere, cioè questo va da sé che poi è stato fornito l'indirizzo per raggiungere il posto, perché sul posto non è andato Esposito Mauro, che era quello che sapeva dove fosse l'abitazione, insomma. Il posto oggettivamente, voi ci siete andati, Sì. era diciamo come strada da percorrere evidentemente al di fuori del centro abitato di Roma? Sì, esattamente, cioè, c'è un bel po' di strada, insomma, per raggiungere, pure in campagna, Campagnano Romano è particolarmente fuori Roma, sono una trentina di chilometri più o meno. Ok, quindi c'è un cartello proprio col nome del comune per arrivare in questo posto? Assolutamente. Va bene. Nessun'altra domanda sul punto? Ci sono domande da parte dei difensori? Avvocato Senese, per il verbale un paio di domande. Allora, in ordine alla presenza della famiglia Moccia sul territorio romano, che si è trasferita, lei ha detto, tra il 2009 e il 2011 più o meno, credo, Sì, abbia più o meno, collocato più o meno, poi questo trasferimento. ho le date precise se c'è bisogno, insomma. Senta, lei che ha consultato gli atti della inchiesta Passion Fruit Poseidone, di cui ha parlato anche nel corso dell'esame del pubblico ministero, conosce le intercettazioni ambientali trascritte nel processo Moccia Luigi +6 celebrato dinanzi al GUP di Roma? Le conosco in particolare? No. Sa che ci sono molteplici intercettazioni ambientali a carico di Moccia Angelo, dalle quali risulta Moccia Angelo e anche Moccia Luigi, dalle quali risulta che i due fratelli, i Germani Moccia, avevano in animo questo trasferimento a Roma in una prospettiva personale e familiare, parlano di questa vicenda del trasferimento romano? Se sì, se no ovviamente non le faccio domande. Cioè nell'ambito di quell'indagine? No, sì, no. Senta, lei ha detto che la famiglia aveva traslando anche le residenze anagrafiche in immobili di lusso, prendendo degli immobili di lusso in zona, mi pare abbia detto Fleming, Parioli. Tra Collina Fleming e Parioli, sì. Sì, mi scusi, io non conosco questa Collina Fleming, quindi. No. Senta, a proposito di questi immobili di lusso, sa se sono stati effettuati degli acquisti immobiliari o erano dei contratti di locazione che avevano? No, io a prescindere, io parlo di immobili di lusso proprio in funzione di
la conoscenza dei canoni di lusso, dei canoni di affitto che risultavano dagli atti che abbiamo acquisito, insomma. Quindi se parliamo dell'ordine di 2.000 e oltre euro al mese, quindi io mi permetto di riferire a una... Quindi la risposta è che avevano non acquistato degli non immobili, ma acquistato, avevano delle locazioni. Esatto, delle locazioni. Quindi lei ricava l'idea che fossero immobili di lusso dall'ammontare del di canone lusso, di sì, è locazione. un termine che utilizzo per indicare un po', diciamo, ben sopra la media, insomma. Senta, ha fatto indagini, avete fatto anche delle verifiche in ordine al patrimonio personale di derivazione ereditaria di Mocciangelo? Le risulta che ha un patrimonio di derivazione ereditaria dal padre e dalla madre di, diciamo, non scarso rilievo? Sì. Senta, l'ultima domanda, in ordine alla indagine che ha visto coinvolto, perché ha detto a un certo punto si sono ritrasferiti a Napoli i figli prima di tutto, ha detto che la figlia Lucia Moccia aveva lasciato Roma perché si era sposata a Napoli. Diciamo che, scusi se mi preciso, diciamo che dalla parte formale io do atto, cioè rappresento che durante l'indagine già le residenze anagrafiche erano spostate delle figlie, eccetera. In più durante l'indagine noi appuravamo che Moccia Lucia abitava permanentemente giù, Moccia Eleonora abitava quasi permanentemente. Moccia Eleonora si è ritrasferita da Roma ad Afragola? Sì. E poi ha detto invece Moccia Gennaro 92, che non è il figlio di dell'imputato, è rimasto a Roma ed è rimasto coinvolto nell'indagine Passion Fruit Poseidone in quanto amministratore della Geni SRL. Ho notato bene? Sì. Senta, lei sa che questa indagine si è conclusa con l'assoluzione di Moccia Gennaro, classe 92, e di Moccia Luigi sono stati assolti per questi reati? Perfetto. Io mi riservo la produzione della sentenza, anche se non è ancora passata in cosa giudicata, mi riservo la produzione come documento della sentenza assolutoria, volevo che emergesse la circostanza della materiale assoluzione degli imputati. Doveva intervenire pubblico ministero? No, per dire che non era definitiva. Altre domande? Sì, avvocato Merluzzi, sempre difesa di Mocciangelo. Salve. Lei ha parlato della Geni, no? Sì. Ha detto aveva una vasta diffusione, ma lei sa se la Geni è stata sottoposta a sequestro? Sì, è stato sottoposto a sequestro. Ha avuto modo di acquisire le relazioni dell'amministratore giudiziario sul volume d'affari della Geni? Credo che le abbiamo acquisite, ma io non ho presente adesso questo dato. Quindi da cosa le risulta che aveva una vasta diffusione? No, dalle nostre attività di indagine, perché noi durante l'attività di indagine continuavamo a sentire Cavasso Carmine Antonio, che ancora lavorava per la Geni e ancora, anche se la Geni era sottoposta a sequestro, aveva, io deduco, il margine di diffusione che era quello della società, insomma. Quindi ma dico, da cosa ne risulta questa vastità della diffusione? Cioè avete acquisito appunto la relazione, avete acquisito il bilancio, conti correnti bancari? La diffusione intendo come numero di clienti, quindi io lo deduco dalle attività intercettative. Quanti clienti aveva la Geni? Numerosi, adesso non so dire un numero. 20, 30, 100, 200, 500? Per l'ordine sicuramente superiore ai 30, però non so adesso dirle di preciso un numero. So dirle che c'era una diffusione molto ampia nei locali famosi, locali comunque importanti del centro di Roma. Di quali prodotti? Come? Di quale prodotto? Prodotti caseari. Quindi mozzarelle? Penso di sì, mozzarelle, fior di latte, non lo so. Va bene, grazie. Specifichiamo. Nessun'altra domanda? Senta, in relazione a alla presenza del Mocciangelo in Campagnano di Roma, sì. Il Mocciangelo era colpito da quale provvedimento, risalente a quando, emesso da quale autorità, se ci precisa un attimo? Arrivo.
secondo solo, era sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale in obbligo di soggiorno nel comune di Roma. Adesso trovo il numero. Presidente, ma contavamo di produrre il documento. Ah, vuole per questo. produrre. Vuoi sapere altro? Domande? TM, altre domande? Va bene. Sì, Quindi no, allora, volevo, siccome ha parlato della Geni, volevo chiedere il nominativo dell'amministratore della Geni. È Igor Catania, il dottore Igor Catania. E poi volevo capire se voi avete acquisito i documenti relativi alle misure di prevenzione di Varsi, Sì, ha detto. sì. E, non l'aveva detto in realtà, quindi voi avete comunque verificato che c'erano queste misure di prevenzione e avete anche interloquito con gli amministratori giudiziari? Sì, dei locali sottoposti, delle società sottoposte a sequestro Varsi, sì, erano Oranges e Diciommo, i Ma due ci sono dei amministratori. verbali di SIT o avete... No, noi non abbiamo sottoposti a... Quindi voi a non li assumere avete informazioni. sentiti? No, mi stava No. dicendo solo i nomi? Esatto. Ok, che sono Oranges E Diciommo. E Diciommo. Va bene, niente, Presidente, era solo perché risultasse... Se serve il numero della sorveglianza speciale io ce l'ho, non so se... Va bene, il PM non serve? produrrà No, il posso. documento. Possiamo liberare il test? Sì, Grazie. Presidente. Può andare, arrivederci. Grazie a voi. Presidente, chiedo scusa da Carino, Sì. Moccia Gennaro vorrebbe fare una dichiarazione spontanea, grazie. Sì, che cosa vuole dire, signor Moccia? Prego. Ascoltate che c'è un imputato che vuole rendere una dichiarazione. Buon pomeriggio. No, voglio rappresentare brevemente chi sono, signor Presidente. Sì, brevemente ci dica. Signor Presidente, io nella mia vita non sono mai stato denunciato, non ho mai subito un processo, mai un reato, mai frequentazioni con ragazzi, amici di ambienti criminali. Ho sempre frequentato gente per bene. Nella mia vita ho sempre lavorato, signor Presidente. Ho una società che gestisce un bar, da cui mi ricavo il mio mantenimento. Mi occupo quotidianamente della gestione di vendenti, fornitori e di tutto quello che c'è bisogno da fare. Poi per quanto riguarda il rapporto con mio padre, signor Presidente, il rapporto con mio padre, io non ho potuto avere un rapporto con mio padre perché mio padre è sempre stato detenuto ed è stato scarcerato per fine pena nel 2014. Quindi io le dico ciò per dirle che ho sempre vissuto con mia mamma e le mie sorelle, signor Presidente. Poi tra il 2018 e il 2019 ho conosciuto Veronica Campanile, la mia attuale compagna di vita, che praticamente è una ragazza per bene, proveniente da una famiglia per bene, alla quale anche lei ha sempre lavorato. Niente, subito decidemmo di andare a convivere in Napoli Centro, dove stavo per costruirmi una famiglia. Tanto è vero che ero in attesa di una bambina, oggi fortunatamente in vita. Signor Presidente, in tutta questa situazione è arrivato l'arresto e la traduzione in carcere, che per me è stato un disastro, che mi ha sconvolto totalmente, mi ha distrutto, pure perché la mia vita è sempre stata specchiata, fatta di cose lecite, legali. E per tutta questa mia disperazione, per questa mia distruzione, non ho reso interrogatorio. Poi il PM non ha voluto sentirmi. Questo è quanto, signor Presidente. Poi voglio parlare dell'estorsione per la quale sono detenuto, per il quale sono detenuto, signor Presidente. Signor Presidente, io sono completamente estraneo, io di questo fatto non so nulla, signor Presidente. Non ho mai avuto, di questo fatto non so nulla, non ho mai avuto contatti con queste persone, mai contatti con queste, scusatemi un attimo, c'ho la gomma. Contatti con queste persone,
non ho avuto rapporti economici con il signor Barsi, con il signor Dominici, con il signor Gargiulo, non so nulla di questo fatto, signor Presidente. L'unico soggetto con il quale ho avuto un minimo di rapporto è stato il signor Maurizio Esposito, che si fa chiamare Mau. Questo signore accompagnava mio padre e per questo motivo ha avuto anche rapporti con me, che praticamente prestavo la mia macchina ogni volta che non mi serviva. Questo è quanto, signor Presidente. Poi, signor Presidente, la vicenda relativa all'acquisto di un'abitazione a Roma vorrei parlarne quando affronteremo questa imputazione, a meno che il Tribunale non preferisca che lo faccia adesso, signor Presidente. Come ritiene? Grazie, non ho altro da aggiungere, signor Presidente. Grazie. Allora, Pubblico Ministero, non ci sono altri testi oggi? Allora, oggi non ci sono altri testi, Presidente. Nella vostra ordinanza ammissiva, quindi se capisco bene, rientra il test Manti, che sarebbe sempre sul 416 bis, perché è l'estensore di quell'altra informativa, quella di cui ci ha parlato oggi il test Cartoni, della quale, ripeto, mi riservo di fare richiesta di integrazione di perizia in riferimento ad alcuni dei progressivi. Poi mi pare sia stato ammesso anche, si sono stati ammessi anche i collaboratori di giustizia. Ora, non so, le difese prima mi facevano presente che attendevano il deposito delle trascrizioni, ora non so come volete procedere. Chiaramente i collaboratori di giustizia sono abbastanza impegnativi, perché comunque richiedono collegamenti, eccetera, non so. Direi magari facciamo un calendario e vediamo insieme in che ordine procedere. Perché no, però? Poi chiaramente chiederei anche l'ammissione dei testi Catania e Oranges, di cui oggi ci ha riferito il test Cartoni. Quindi il Pubblico Ministero sostanzialmente chiede di sentire in relazione all'ordinanza del Tribunale il maggiore Manti, i collaboratori di giustizia, poi chi altri? Come testi di riferimento questo qua. Questi erano quelli che rimanevano, i collaboratori, il maggiore Manti, e poi dicevo il test di oggi ha riferito che di alcune circostanze meglio note all'amministratore giudiziario Igor Catania e agli amministratori giudiziari Ciommo e Oranges, e quindi chiedo anche l'ammissione di questi testi. Chiede inoltre l'ammissione. Presidente, i secondi due testi, Oranges e Ciommo, sono testi della difesa. Così come il dottor Igor Catania, Presidente. Igor Catania, Ciommo e Oranges, amministratori giudiziari. Ne chiedo l'ammissione anche in prova diretta. Dicevo, sono testi della difesa, Presidente, quindi il Pubblico Ministero procederà al controesame dei testi della difesa. Adesso ne chiede l'ammissione in relazione a quali circostanze, quelle che sono indicate nella lista, Pubblico Ministero? Sì, in quanto appunto sulle attività che hanno svolto come amministratori giudiziari della Borsai e della Fedegian in riferimento... No, gli amministratori giudiziari. Quindi su quali circostanze, Pubblico Ministero? Quindi sul capo 1 e sul capo, questo della Fedegian è il capo... il capo 4, e invece gli amministratori di Ciommo e Oranges sul gruppo Varsi e quindi sul capo 2. Quindi affinché riferiscano il dottor Catania sui capi 1 e 4. Oltre che... Scusi se no mi messico, e invece Ciommo e Oranges sulle attività facenti capo al Barsi? Corretto? Sì, esatto. Non ammessi perché è inammissibile la lista testi. In realtà, per quanto riguarda il test Catania, anche appunto oggi in quanto test di riferimento
di quanto oggi dichiarato dal teste Cartoni. Ma se non l'hanno sentiti? Chiede Non sono stati altresì sentiti? l'ammissione del test Catania come test di riferimento rispetto alle dichiarazioni oggi rese dal test Cartoni. Presidente, ciao, da parte della Non so se ha difesa. completato il PM, ha completato? Sì, Presidente, per adesso sì. Bene, allora le dichiarazioni. No, Presidente, c'è opposizione. Questi testi sono su capi di imputazione per i quali il Tribunale ha emesso un'ordinanza appena pochi minuti fa riconfermata. Oggi il Pubblico Ministero chiede di risentirli, nonostante siano stati dichiarati inammissibili, sulla base di test di riferimento. A me pare di aver sentito questo test che ha detto di non aver mai parlato né con il dottor Di Ciommo, né con la dottoressa Di Ciommo, né con il dottor Oranges, quindi non capisco quale test di riferimento potrebbero essere questi due rispetto a un test che ha detto che non li ha sentiti, ha solo preso atto dei nominativi degli amministratori giudiziari nominati nella misura di prevenzione. E la stessa cosa vale per Igor Catania, che non è stato sentito da questo test, ha semplicemente preso atto che nel processo contro la Geni Igor Catania era stato nominato amministratore giudiziario. Quindi a me pare che la richiesta ex articolo 507 debba essere dichiarata inammissibile, così come la richiesta principale, perché non è emerso da nessun atto del procedimento che questi testi abbiano da riferire determinate circostanze. In ogni caso poi aggiungo che questi tre testi oggi richiesti al Pubblico Ministero sono testi a difesa e quindi il Pubblico Ministero in questo modo sta chiedendo di fare un esame diretto di quello che invece è un esame di un test a difesa nei confronti del quale potrà fare soltanto un controesame nei limiti del perimetro in cui le difese affronteranno i temi probatori con quei testi, e quindi io ritengo che la richiesta debba essere dichiarata inammissibile. Quindi l'Avvocato Merluzzi chiede che la richiesta del PM di esame dei testi Catania, Di Ciommo e Oranges sia dichiarata inammissibile, non potendo gli stessi qualificarsi come testi di riferimento. Altri interventi sul punto? Allora, il Tribunale si ritira per decidere. Aspetta, vai.